Salve a tutti, oggi mi trovo a Monte Galda e incomincerò a fare il cammino Fogazzaro-Roi. Ho appena ritirato la credenziale, quindi non ci sono più scuse, nonostante il tempo sia un po' arrabbiato, non ci sono scuse, si parte. Questo è il cammino Fogazzaro-Roi che mi porterà in qualche giorno da Monte Galda, appunto dove mi trovo adesso, fino a Tonezza del Cimone. E adesso si parte. Benissimo, si parte subito costeggiando l'argine del fiume qui a sinistra. Io procedo di qui in direzione Colzè e facciamoci questa bella camminata. Dai, avanti tutta di qua. Allora, questa mattina prima di partire avevo visto che le previsioni non erano delle migliori, comunque ho deciso di partire lo stesso e davano che alle 10 sarebbe dovuto piovere e infatti sono le 10 e io mi sto prendendo sotto l'acqua, ma il morale è alto e sono contento di fare questo cammino, un cammino che sicuramente valorizza la mia città, il mio territorio e non vedo l'ora di farvelo conoscere, insomma. Ecco, quindi io procedo nonostante la pioggia. Ora sto attraversando il paese di Longare e quindi mi sono immesso nella Riviera Berica, la strada quella che porta direttamente a Vicenza. Adesso ci sarà un bel pezzo di pista ciclabile, comunque devo dire che la prima parte del percorso è una passeggiata veramente bella sull'argine appunto dei fiumi che passano da Monte Galda attraversando Colzè fino qui a Longare, passeggiata che per il momento consiglierei veramente a tutti. Vedete questo cartello? Questo cartello indica un cammino molto interessante che prima o poi spero di poter fare e passa anche questo di qui e bene, se lo farò sarete aggiornati.
Allora, breve considerazione anche sulla seconda parte del percorso, insomma della prima giornata di questo cammino Fogazzaro-Roi. E diciamo che il tratto da Longare fino a Vicenza è tutto asfaltato, è tutta pista ciclabile. Secondo me nei periodi estivi può mettere alla prova anche i camminatori più incalliti, anche perché l'asfalto non è sempre facile da gestire. In più c'è tutta quanta pianura, bisogna essere veramente liberi di testa, bisogna affrontarla con serenità, perché poi inizierà, secondo me, la parte più intrigante, dove si entra in città e si attraverseranno dei posti che la mia Vicenza sa sempre lasciarmi a bocca aperta. Infatti adesso non vedo l'ora di passare davanti alla Rotonda, Villa Nani, la Basilica di Monteberico, i portici, e poi via verso il centro, verso Piazza dei Signori, dove sarà la fine di questa prima tappa. E finalmente un po' di salita ci voleva. Una volta svoltato sulla via della Rotonda, dopo pochi metri sulla destra inizia questa camminata verso Villa Valmarana ai Nani. Gentilmente mi hanno fatto entrare anche Villa Valmarana. Una delle nostre meraviglie vicentine, questa villa che invito a tutti a farsi un bel giro e visitarla. Alle mie spalle mi sono lasciato la Basilica di Monteberico e laggiù si comincia a vedere già Vicenza, e dove dovrò arrivare fra poco per il finale di questa tappa. Scesi dai portici di Monteberico, si prende viale Retenio e arriviamo dritti in centro a Piazza delle Poste e successivamente in Piazza dei Signori. Praticamente il primo giorno è andato. Arrivato a Vicenza, nel giorno di mercato stanno svuotando adesso la piazza appunto da tutti quanti gli stand del mercato del giovedì, e da sotto la Basilica Palladiana io vi saluto, e questa è la fine della prima tappa. Da qui però inizia anche la seconda, e difatti farò già qualche chilometro della seconda tappa, perché così poi arrivo direttamente
dove mi farò prendere per riposarmi, perché se domani devo fare altri 25 km un po' di riposo ci vuole. Però noi proseguiamo. Qui Piazza dei Signori finisce la prima tappa del cammino Fogazzaro Roi e da qui parte anche la seconda tappa. Per chi non conoscesse Vicenza, adesso sto camminando in Corso Palladio, direzione Piazza Castello, che è laggiù. E la seconda tappa del cammino Fogazzaro Roi non può che iniziare da Corso Antonio Fogazzaro. Da Corso Fogazzaro si arriva alla chiesa di Santa Croce, si tiene la destra, ma tanto il percorso è segnato molto bene, non ci si può perdere. Allora, dicevo, cammino segnalato molto bene, giornata tranquilla, penso che saranno venuti fuori sui 21-22 km, abbordabilissimo, fattibilissimo e ovviamente Vicenza è sempre bella, è sempre emozionante. L'unica cosa che faccio notare è la difficoltà nel reperire i timbri. Adesso non so se ho sbagliato io, ho cercato sul sito ma non ho trovato grandi indicazioni, però secondo me bisognerebbe appunto implementare questa cosa, la possibilità di trovare lungo il percorso situazioni dove si può mettere il timbro, anche perché credo ne vada dell'interesse di tutti, credo ne vada dell'interesse del cammino stesso, ma anche degli esercizi e dei locali che lo promuovono, che portano avanti questo modo di fare conoscere il proprio territorio. E io sono convinto che veramente se ci fosse un po' più di attenzione e di voglia di collaborare reciproca si potrebbero fare molte cose e questo cammino potrebbe diventare una cosa a grandi livelli, perché se lo merita, anche perché chi ci ha lavorato sicuramente ha fatto il suo bel percorso formativo e sicuramente ci ha investito tanto tempo. Quindi io adesso mi vado a riposare un po' e speriamo di essere pronti per domani per la seconda tappa che da Vicenza arriva a Marano Vicentino. Intanto io vi saluto e vi aspetto con i commenti soliti e scrivetemi appunto commenti e mettete like sul video se vi piace, volete delle informazioni in merito a questo percorso, scrivetemi pure e ci vediamo alla seconda tappa. Ciao ciao!